Il PD di Montallegro è contrario a questo nuovo centro di rifiuti che sorgerà in zona Montallegro. Diverse sono state anche le prese di posizione. Ecco, cos'è che si potrà fare, perché la Regione ha dato parere favorevole. Intanto non è solo il PD, ma è tutta la comunità di Montallegro che ha preso la delibera di giunta regionale numero 28 del 12 di febbraio, attraverso cui si dà di fatto il via libera al progetto Ford, progetto presentato nel 2017 che prevede in materia di rifiuti la trasformazione della frazione organica dei rifiuti differenziati. Significa, in altre parole, che la trasformazione del rifiuto in gas. Quello che diciamo, ecco, è che questi tipi di progetti devono essere posti in zone lontane dai centri abitati e zone dove non ci sono vincoli paesaggistici, ambientali. Cosa diversa invece è lì a Montallegro, dove di fatto c'è un sito Natura 2000, no? Siamo praticamente nel mezzo tra quella che è la foce del fiume Platani e San Leone, il vicino Capobianco. Abbiamo praticamente un vincolo di rimboschimento, quindi mi ricordo in quella zona praticamente facevamo le passeggiate ecologiche, no? Ora mi vengono in mente quelli che sono gli articoli della Costituzione, perché per esempio all'articolo 41 si cita che la libertà economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con quello che è praticamente la libertà individuale, con quella che è la sicurezza intesa come salute, ecco, sicurezza intesa anche come libertà economica. Quindi pensiamo, diciamo, alla vocazione turistica di Montallegro, perché a breve distanza praticamente abbiamo Torre Salsa, la bellissima fascia costiera di zona di Bovo Marina. Allora riflettiamo sul fatto che praticamente sia l'ARTA, sia la Regione, sia la Conferenza di Servizi hanno praticamente disapplicato quello che è una norma, cioè la vicinanza al centro abitato. Ecco, siccome Montallegro già è stato praticamente come dire, al centro di interessi, è diciamo, stato abbastanza, come dire, colpito da questo flusso di rifiuti, che poi non significa soltanto il progetto, ecco, il progetto, ma significa anche il veicolo interno, la quantità di traffico che arriva. Quindi quello che speriamo, dico, che intanto i ricorsi presentati abbiano un esito positivo. Il Musumeci ha tralasciato che cosa? Ha tralasciato intanto il parere contrario del Consiglio Comunale, o meglio dei Consigli Comunali, ha tralasciato il parere del sindaco, che tra l'altro dico è dello stesso partito. Quindi mi chiedo, ecco, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare lo dirà il futuro. Quello che auspichiamo è un maggior coinvolgimento con le popolazioni locali, anche perché recentemente sentivo si vogliono costituire 2 termovalorizzatori all'interno della regione siciliana. Quindi cosa bisogna fare se non si tengono in considerazione queste che sono le volontà popolari? È un tema molto caldo, ma è un tema che va affrontato assieme alle popolazioni locali, non tralasciando quella che è la volontà locale, anche perché nella qualità di futuro candidato alla presidenza della regione. Il fattore dei rifiuti, ecco, oggi sì, devono essere trattati, ma non è possibile che da oltre 15 anni venga ad essere colpita sempre Montallegro. Quindi è opportuno che questa situazione avvenga nella gestione, delle emozioni di quelle che sono le popolazioni locali, della comunità di Montallegro. In particolare la distanza di 3.000 metri, cioè siamo proprio attaccati, cioè a questo impianto.